Riforma del catasto. Il presidente di Unioncamere Veneto condivide l'opposizione del segretario della Lega Matteo Salvini. Il perché così spiegato. La vedo sia da proprietario di immobili, che potrei esserlo, no? Quando mi vedo arrivare la cartella che aumenta della tassa di proprietà. Chi mi tutela come proprietario di immobile quando dentro c'ho uno in affitto che non mi paga l'affitto? Con le lungaggini che ci sono nei tribunali, con i costi che ci sono per arrivare alla fine pratica. Anche questo il governo deve pensare. Per Mario Pozza la manovra, così com'è, manca di una visione prospettica lungimirante, insomma manca di certezze sulle promesse di un mancato innalzamento di ulteriori tasse. La constatazione è che se ci saranno degli aumenti, indubbiamente bisogna comprendere che dall'altra parte, se uno investe nell'edilizia, deve essere tutelato. E a tal proposito, in Veneto il mercato dell'edilizia cresce sulla spinta del superbonus, ponendo la nostra regione al secondo posto in Italia per investimenti, con 5.780 interventi per 730 milioni di investimenti, appunto, con benefici per tutti. Per quanto riguarda noi come Cassa Edile, che siamo la prima Cassa d'Italia, abbiamo dei numeri confortanti per quanto riguarda sia l'aumento dei dipendenti, perché abbiamo un aumento sostanziale nei numeri di dipendenti, quindi un aumento di salari, e questo ci porta ovviamente a sperare bene anche per il futuro. Ma la vera sfida sono i condomini, troppa la burocrazia con i costi per le perizie dei lavori che non è detto vengano eseguiti per i cronici diverbi tra condomini. Bisogna che qui ci sia la collaborazione degli amministratori di condominio in modo tale da far capire al condomino il valore che si dà all'operazione, perché non è a titolo gratuito assolutamente, però l'immobile acquista almeno il 30% del valore in più. Infine, il non ultimo problema, il Green Pass obbligatorio anche per il settore edile dal prossimo 15 ottobre, con tanti lavoratori ancora non vaccinati. Certamente qualche problema ci sarà. Giorni che lo diciamo che il governo deve intervenire su questo con l'obbligatorietà del vaccino.